Perché sono stati castigati come che meritavano? Con gli stessi robi sono stati lambicati un straio di bestie. Invece di questi castighi, tu hai fatto un bene al tuo popolo, per saciare la sua grande brame. Tu hai sprontato un mangiare di un sapore fenomenale, gli squais, perché quei che bramavano la bocciade, ingomeati des bestie, mandati squintri, a perdessi anche che fan che era naturale, con la quale che restati poco tempo cence, si sostentassero con tune mangiative speciali. Al coventave mo che sun che prepotenza urplombassi intorno le miserie che non poteva fuile, e che dome aviodessi, c'è mod che erano tormentati i loro nemici. Quanche di fatto è plombade su di loro la rabbia, di schiadenate des bestis, e a morivi in muardus dei serpins velenosi, la to fumata non ha durato fin tremai sull'ultimo. A son stati tormentati con fin di coraggio e per poco tempo, vi invuto un segnale di salvezza per ricordare il comandamento di Tolec. Di fatto che si girava di che bande, non era salvato che calcialave, ma di te, che tu salvis tutti. Anche con questo has convinto i nostri nemici che tu sei quel che sfranche di ogni disgrazia. E di fatto, io accopazzi gli sbeccati dei zuppezzi e des moschis, e non hanno dato un rimedio per le loro vite, perché che meritavano di essere castigati di che bestis lì. Ma i digni dei serpins velenosi non hanno vinciuto i tuoi figli, perché che si è intromettuto il tuo buon cuore e io ho guarito. Perché restassi riguardo sto speraulis, a ieri incastigati e dal momento guariti, di che pure che, colats, tu ne dismentie ma se fonde, a fossi lasciati fuori de stos benefici. Non ho guariti né erbe né un gint, ma la toperaule, Signor, che guaris tutto. Di fatto, tutto aspodè sulla vita e sulla morte, tutto menis finta gli stos quartis di che altri monti, e poi tu torni a menare in daur. L'uomo te sto tristeri al poco pa, ma non può tornare a clamacà il spirito che gli è sud fur, né libera un'anime che ieri stade si rade lì dentro. Non si può stiampare de toman. I tristi, che non volevano sapendi conosciti, sono stati castigati con la forza dal tuo braccio, battuti con plois mai viodudis, con tampieste e con burlacce d'ingrisulasi e inceneriti dal fuoco. Ieri una roba di restà, quella che distudava tutto, il fuoco ardeva sempre più, perché il mondo intero si mette de bande dai giusti. Qualche altre volte la fumata si bonave, per non incenerire mai morduti quintri dai tristi, e perché loro, chialando, capissero che stava sotto gli udissi di Dio. Qualche altre volte, anche tal mese da laghe, la fiamma bruciava più di ciò che avresse potuto il fuoco, per fiscare i prodotti di una terra orrende. Il tuo popolo, invece, tu lo hai nutrito con la bocciata degli agnui, e tu hai preparato per loro dal cielo un pan già pronto, senza fadie, in grado di dare ogni contentezza e di soddisfare ogni gusto. Che tu mangiative proprio ti palesava c'è tan buon che tu sei coi figli, si adattava alla gola di quel che le mangiava, si tramudava in ciò che un al voleva. Neve e glace teneva in dura al fuoco senza disfarsi, perché conoscessi che il fuoco, ardente fra miese tampieste e sflammeante fra miese des lavinis, al fruciava i prodotti ai nemici. Ma questo, invece, perché potessi nutrirsi giusti, al dismenteava per fine la sua virtù. Di fatto, la creazione ubbidiente a te, che tu le hai create, la mettute per castigare i tristi, ma si indolcisce a pro di che si fidino di te. Perché anche in che volte adattansi a tutti, gli ubbidiva al tuo don che tutta sostente, se ont la brame di che avevano di bisogno. Perché i tuoi figli che tu vuoi ben, Signor, a impararsi che non sono gli svariati pomis che fanno vivi l'uomo, ma è la tua parola che ten vite a che crodino in te. Di fatto, c'è che non gli è restato consumato dal fuoco, si disfava appena che un piccolo rai di sorelle lo sclipive, perché sapessi in tutti che si ha di arrivare
a diti grazie prin dal sorelli, e inquintrati quanca criche di, perché che la speranza dall'ingrat si disfarat anche la gilugne dall'unvier, e si dispierdarat anche aghe che non si può doprale.